Si è sfiorata la tragedia alle prime ore di lunedì lungo la nuova Gasparona in territorio comunale di Rosà. Una Volvo Station Wagon condotta da un 33enne procedendo contromano in tangenziale si è schiantata contro un camion. Il camionista stava procedendo verso Trento quando in prossimità dell'imbocco con l'SPV si è visto arrivare lungo la sua carreggiata, ma dal senso opposto di marcia, l'auto a folle velocità. Un impatto tremendo, la Volvo è andata praticamente distrutta, il 33enne al volante è stato portato al San Bassiano. Sul posto i carabinieri che hanno rilevato il sinistro, ma a questa notizia se ne aggiunge una ancora più inquietante, perché abbiamo appreso che pochi minuti prima la stessa Volvo era stata notata da un altro camionista all'altezza della rotatoria di Spin davanti al municipio di Romano Dezzelino. E sentite un po' cosa ci racconta il nostro telespettatore ancora molto scosso che ci ha chiesto di mantenere l'anonimato. Stavo arrivando presso la rotonda del Spin. Ad un certo punto mi sono trovato questa macchina tutta in sorpasso nella mia sinistra praticamente. Io ho dovuto frenare perché avevo paura che magari mi venisse addosso e quindi ho frenato di colpo e l'ho lasciato passare. Dopodiché lui ha visto che non ce la faceva imboccare la rotonda, ha preso la rotonda tutta quanta in contromano, sempre in direzione Bassano. Dopo io quando ho preso l'autostrada per recarmi a Milano ho visto la macchina che aveva appena fatto l'incidente con il mezzo pesante. Avete capito bene, la rotatoria in pieno centro abitato completamente contromano ad alta velocità e poco dopo nuovamente contromano in superstrada. Una follia che poteva davvero trasformarsi in un dramma, prosegue il nostro telespettatore. Sono rimasto un po' scioccato sinceramente, mi capita tante volte di farla quella strada e trovi anche qualche ragazzo o qualche uomo che si reca a lavoro in bicicletta o una vettura, non so cosa poteva succedere. I carabinieri ora dovranno visionare le telecamere della videosorveglianza in centro a Spin. Il 33enne sarà sottoposto ad accertamenti sanitari ad hoc e se risultasse positivo ad alcol o droga la sua posizione sarebbe decisamente aggravata.